Presidente, oggi assieme ad Eddie Snyder ho ripercorso i 70 anni di questa azienda. Che idea si è fatta? Intanto stiamo parlando di un'azienda che con coraggio sta investendo in Italia, lo fa a Maiano. Questo stabilimento è non soltanto lo stabilimento storico, ma è il centro di produzione più importante e oggettivamente c'è, in un contesto mondiale così complicato, avere un'azienda che per storia, tradizioni, cultura, innovazione e futuro ha le gambe ben piantate in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Maiano, è non soltanto un orgoglio per la regione ma anche per l'intero Made in Italy. E qual è l'impressione che si è fatta nel vedere questi modelli dagli anni 50 in poi, queste soluzioni di design? Intanto stiamo parlando di un'azienda che ha investito molto nell'innovazione, nei materiali, nella capacità di rinnovare il processo ma anche il prodotto, ed è un'azienda che ha guardato con fiducia e con coraggio anche a mercati internazionali e che ha investito nonostante le grandi crisi. Insomma, per dirla in breve, è un'azienda friulana che però ha una testa assolutamente internazionale, mondiale direi, e anche una capacità di produzione che ci rende unici nel mondo.